termine ecomafia è un termine coniato da Legambiente nel 94, è diventato un lemma del dizionario italiano dal 99 e viene indicato in senso stretto come il ruolo delle mafie nei fenomeni altamente dannosi per l'ambiente, come l'abusivismo edilizio, il traffico di illecito, eccetera. Però è sicuramente è un'accezione restrittiva, perché quando parliamo di ecomafia parliamo di un sistema molto più ampio di legalità che vede il coinvolgimento di collettiviani, di imprenditori, di funzionari, di persone appartenenti direttamente o indirettamente alle istituzioni. L'ecomafia è un fenomeno tipicamente economico, classica economia di rapina, economia canaglia, potrebbe chiamare anche qualche giornalista di grido, di economia canaglia, che mira sostanzialmente a una sorta di privatizzazione del bene collettivo dell'ambiente a fini di lucro, a fini privati. Secondo la stima che facciamo ogni anno, cercando in qualche modo di quantificare il business che si fa dietro questi fenomeni di devastazione ambientale, l'ultimo anno, cioè il rapporto ecomafia 2012, che fa riferimento, tutti i dati fanno riferimento all'anno precedente, nel 2011, è stimato il volume d'affari intorno ai 16,5 miliardi di euro, sicuramente è stimato per difetto e non per eccesso, perché ovviamente mancano tante voci, perché è impossibile da quantificare. Già il fatto stesso di quantificare un fenomeno economico illegale è già molto complesso, anche la Commissione antimafia, anche la Banca d'Italia, anche la Corte dei Conti, no? Cioè anche i 60 miliardi di euro di valore della corruzione secondo la Corte dei Conti si basa sempre su presupposti che possono essere sempre discutibili. Sicuramente noi cerchiamo di inglobare tutte le voci e arriviamo a 16,5 miliardi di euro, senza considerare per esempio ciò che riguarda il valore complessivo dell'antimafia. Abbiamo sicuramente contemplato il valore dei beni, delle opere d'arte recuperate, però il business che si cela dietro il traffico o comunque il fenomeno dei tombaroli, ad esempio, oppure della falsificazione delle opere d'arte, è impossibile da stimare. Quindi 16,5 miliardi di euro più o meno che si dividono tra i mercati a rischio che riguardano il ciclo del cemento, il ciclo dei rifiuti e il cosiddetto racket degli animali, e poi gli investimenti a rischio nelle 4 regioni a tradizionale presenza mafiosa. Nonostante questo momento di crisi, vediamo di crisi economica, assistiamo appunto che soprattutto per quanto riguarda i fenomeni criminali, anzi i volumi d'affari aumentano e aumentano anche in maniera proporzionale alla crisi. Sicuramente la disponibilità di ampi capitali da parte di chi gestisce i traffici illegali consente loro di poter in qualche modo approfittare da momenti di crisi e soprattutto spinge, soprattutto nel campo dei rifiuti ad esempio, ad alcuni imprenditori, no? presa alle strette dalla crisi economica, di potersi rivolgere a chi fornisce, per esempio nel campo dello smaltimento illegale dei rifiuti, servizi a basso costo. Questa insomma è una delle cose che si può ricavare misurando l'andamento del fatturato dell'ecomafia. Ancora molto rapidamente, cosa si intende per ecomafia? Noi cerchiamo sempre di classificare il livello ambientale in alcune macro aree: ciclo legale dei rifiuti, ciclo legale del cemento, archeomafia, racket animali, e poi l'agromafia, che è anche uno di quei fenomeni che si comincia lentamente a studiare, ed è un fenomeno sempre più importante, per cui il business soltanto per l'agromafia, che noi non computiamo quei 16,5 miliardi di euro, dicevo, il business dell'agromafia secondo l'Eurispes, la Coldiretti, si aggira intorno ai 12,5 miliardi di euro. Quindi noi a quei 16,5 dovremmo aggiungere anche 12,5 miliardi di euro dell'agromafia, e che è un fenomeno, dicevo appunto, che mette a repentaglio non soltanto
il Made in Italy, soprattutto nell'enogastronomia, mette a repentaglio la salute dei cittadini, posto che ogni anno tra le miriadi di inchieste, di indagini di cui veniamo a conoscenza ci sono fenomeni molto dannosi per la salute dei cittadini. Parliamo di falsificazioni, adulterazioni, parliamo di falsificazione di etichettatura, eccetera eccetera. E poi altri fenomeni più diffusi come i furti d'acqua, come gli incendi dolosi, come tutto ciò che riguarda il mondo animale e vegetale. Sui rifiuti, sul ciclo dei rifiuti è uno dei temi che è uno dei pezzi forti. Rifiuti e cemento sono sicuramente i due pezzi forti del rapporto. Sul ciclo dei rifiuti avrei tanto da dire, cerco di essere abbastanza sintetico. Sicuramente l'approccio del rapporto ecomafia è quello di studiare il ciclo dei rifiuti da un punto di vista squisitamente giudiziario, quindi è chiaro che nel rapporto ecomafia si raccontano soprattutto le storie e i numeri dei traffici illeciti di rifiuti. Il lavoro invece che ho fatto con il libro Toxic Italy, che veniva così recensito da Gianni, invece è stato un lavoro di analizzare il sistema dei rifiuti, soprattutto il ciclo dei rifiuti in maniera sistemica, cioè analizzarlo non soltanto da un punto di vista giudiziario, ma allargando la prospettiva, allargando la prospettiva analizzando elementi economici, storici di questo paese. Perché, in qualche modo, tra virgolette, la frustrazione è quella che raccontare del ciclo dei rifiuti soltanto dal punto di vista giudiziario in qualche modo era un po' come raccontare soltanto una parte del fenomeno, non raccontarla per intero. Però il rapporto ecomafia chiaramente ha un arco temporale ristretto, che è quello di un anno, quindi un'analisi di questo tipo non si poteva fare. Ecco, insomma, ho sentito l'esigenza di scrivere questo libro, che invece appunto racconta il sistema criminale dei rifiuti, che è, come diceva anche Gianni, sicuramente uno degli aspetti, uno dei lati sicuramente meno studiati, meno raccontati del capitalismo, non soltanto italiano ma generale. Perché insomma è molto facile considerare trafficanti di rifiuti con i quali vengono presi con le mani nel sacco dai magistrati, dalle forze dell'ordine. Però è molto più complicato invece allargare la prospettiva e, per esempio, considerare che ciò che oggi vengono considerati come trafficanti di rifiuti fino a ieri sono stati normali imprenditori che hanno fatto affari e hanno consentito a questo paese di diventare la settima potenza industriale. Oggi non lo è più, però lo è stata la settima potenza industriale e sicuramente ha dato, da un punto di vista industriale e anche economico, sicuramente dei risultati positivi, ma i costi sono ben visibili a tutti. In Italia, ad esempio, ci sono 57 siti di interesse nazionale da bonificare e migliaia di siti di interesse locale, regionale, comunale da bonificare, che sono uno dei prodotti di questo sviluppista industrialista che ha portato sicuramente risultati positivi dal punto di vista economico, però anche risultati ambientali assolutamente devastanti. Uno degli aspetti che mi piace sempre ricordare è la questione legislativa, che riguarda la legislazione ambientale. Ancora oggi la legislazione ambientale è una legislazione, anche se di tipo penale, sostanzialmente contravvenzionale, salvo l'eccezione del delitto di traffico organizzato di rifiuti, il cosiddetto articolo 260 del testo unico ambientale. Tutti gli altri reati ambientali sono reati di tipo contravvenzionale, quindi sono reati che finiscono facilmente in prescrizione, che non hanno un potere sanzionatorio forte. Per esempio, faccio un esempio molto diretto: nel caso di creazione di una discarica abusiva di rifiuti, la pena massima è di 26.000 euro. Immaginate poi per un'azienda che si occupa di rifiuti cosa rappresenta
pagare una sanzione qualora si vengano condannati in primo, secondo e terzo grado di 26.000 euro. Veramente poca roba. Oppure nel caso per esempio di singoli cittadini, non nel caso di aziende, ma di singoli cittadini che vengono scoperti per esempio a scaricare tonnellate di rifiuti, la pena massima è di 300 euro. 300 euro per abbandono in controllado di rifiuti. Il reato di cava abusiva, salvo disposizione diversa a livello provinciale, è di 1.024 euro e così seguitando, con la caratteristica soprattutto che è una legislazione ambientale che è ancora prettamente formale, cioè ciò che viene punito sono le mere inadempienze burocratiche, non gli effettivi danni ambientali causati. Quindi si puniscono per esempio coloro i quali hanno creato una discarica abusiva non perché hanno distrutto un ambiente e avvelenato le falde acquifere, ma che perché lì si dovrebbe aprire un altro procedimento, dimostrare che effettivamente c'è stata una infiltrazione di sostanze tossiche, un avvelenamento delle falde, che questo avvelenamento poi abbia cagionato dei danni alla collettività, cioè una cosa da provare in sede processuale molto complicata. Dicevo, si puniscono le inadempienze burocratiche, quindi nel caso di una discarica abusiva di rifiuti, perché si è fatta quella discarica in assenza di autorizzazione, non perché si è inquinato l'ambiente. Quindi è una normativa di questo tipo che fino ad oggi continua sicuramente a garantire una sostanziale impunità a chi si macchia di questo tipo di reato, che salvo i casi, questo è per esempio ribadirlo, in cui si venga contestato il traffico organizzato di rifiuti, che è una vera e propria associazione a delinquere, quindi i magistrati e le forze dell'ordine devono dimostrare che c'è una vera e propria associazione a delinquere, quindi con allestimento di mezzi, in più operazioni, in più soggette, continuati nel tempo, e che trattano il traffico di ingenti quantitativi di rifiuti. Ci sono alcune parametri che vanno soddisfatti, e allora se ci sono questi elementi, viene contestato il 60, allora veramente gli inquirenti hanno gli strumenti per poter non soltanto